L'ospedale di Bassano è una struttura assolutamente fondamentale nella rete delle strutture ospedaliere del Veneto, anzi ha delle anche eccellenze a livello di personale e di primariato che va comunque salvaguardata, quindi io non vedo alcun tipo di problema per quanto riguarda appunto la struttura del San Bastiano. Caos sanità, accorpamenti, riordini previsti dalla regione. In questo marasma nel Bassanese preoccupa il destino dell'ospedale di Via dei Lotti. Nonostante dallo stesso Presidente del Consiglio Veneto, Roberto Ciambetti, abbiamo sentito, arrivino conferme circa il mantenimento delle eccellenze del San Bastiano. Con questa riorganizzazione ci sarà bisogno sul territorio di avere dei punti di riferimento e delle situazioni che invece andranno a implementare l'attività rivolta a certi tipi di utenze e rivolta appunto alla qualità della sanità che il Veneto è abituato ad avere. E lo stesso Ciambetti non esclude l'ipotesi lanciata da Rete Veneta dell'ULSS della Pedemontana, che interesserebbe non solo Bassanese ma anche Alta Padovana e Castellana, in un'ottica di rivisitazione degli accorpamenti delle aziende sanitarie al di là dei riordini in base alle province. Un passo alla volta, assicura Ciambetti, ascoltando il territorio. Sui confini si sta discutendo, stiamo attendendo anche dai sindaci le osservazioni che arriveranno ai primi giorni di novembre, quindi è un lavoro in progress. Il problema è unire delle ULSS che fanno parte di diverse province, che può comportare una diversa organizzazione anche poi della fusione delle ULSS, quindi è una cosa che verrà valutata.